Saluti a tutti! Cosa ha a che fare l'abitazione agropastorale, detta in sardo suguile, cubile, cuvile o covile, con la divinità di Cubele, pronunciata erroneamente Cibele? Nella mitologia sardo-pelasgica e poi greca, la ninfa Nicaia o Vittoria era figlia della diva detta Cubele, protettrice della natura, che richiama quasi per intero l'originaria denominazione del sardo cubile, oggi dimora di campagna o nido del pastore. In effetti, alla storia, per raggiungere il pastore, manca solo la consonante di appoggio, P. Non fetta scufile senza tenere arbeches, non fare covile senza avere pecore, recita un proverbio sardo. Considerata dea della natura e degli animali, Cubele era anche un monte della Frigia. Cubele solitamente viene rappresentata seduta sul trono o sul carro, trainato da due leoni. Sul capo tiene una corona turrita con torri stilizzate, simbolo regale, chiamata in latino corona muralis. Tale corona, massima onorificenza, veniva assegnata al primo soldato che riusciva a scavalcare le mura di una fortificazione. Le prime torri innalzate dall'uomo verso il cielo nel mezzo del Mediterraneo antico erano quelle nuragiche. Ecco come le descrive Callimaco, poeta greco vissuto tra il IV e il III secolo a.C. In Sardegna, Cupride, la Venere rossa, riceve le offerte per gli imbarchi. L'isola è protetta da torri tutto intorno. Quale baluardo è più forte? Varrone descrive dettagliatamente la torre e dice che nella parte terrazzata, detta pinna, si posiziona l'arx, arco in sardo, che aveva la forma di una cupola, simile a un osservatorio astronomico. Con corona in Sardegna viene chiamata anche la tomba scavata nella roccia, in quanto l'anticella che precede l'ingresso è solitamente semicircolare, probabilmente costruita in tal modo per ricordare colui che in vita aveva portato la corona, simbolo dell'omonima costellazione, nonché areola degli astri e segno del potere temporale. La corona, come emblema regale, era usata anche nella cultura egizia, i cui geroglifi ci riportano i faraoni che si fanno insignire con l'epiteto di signori della corona, come fece Ramses III. In Sardegna, esattamente a Tarlos, è stato rinvenuto un bronzetto raffigurante la dea Zora, che ha la Taurus con il becco da store, simile a quella rappresentata nei bassorilievi egizi. Ancora oggi si rifanno al dio uomo con la testa di falco termini correnti come il cabizzoni, capomagnate o cognomi quali Cabizzoso o Cavizza. Il scavizzaro è uno scapestrato, scavizzare vuol dire tagliare la testa, detta tra gli altri cabitta o cabizza, quindi testa di falco, appuntita come la spiga del grano o capellata come una ghianda. La cavizza o il cavizzale era inoltre la cima, intesa sia come luogo di altura dove nidificava il falco, sia come fune o corda di canapa che accabazzavat la nave alla bitta del porto. Infine il capezzale era anche il letto del moribondo, detto in sardo cavizzera o cavizzana. Con l'avvento del cristianesimo, la maggior parte dei luoghi consacrati alla dea della vittoria o vittoria vennero rinominati con l'attributo di santa e titolati alla stessa martire. Ne è un esempio il sito di Santa Vittoria di Serri, dove era posta l'antica città di Biora o Bitora. Alla diva Rea, seconda delle Tittanidi, manca la G intervocalica, che anche nel sardo è spesso sincopata, per cui il suo nome dovrebbe essere Rega, ovvero sia regina madre, da cui è nato il termine regina, piccola rega terrestre. Il nome Rea riassume il primitivo colei che sta in piedi, come nel sardo Assarea. La regina madre, nell'isola pure Mamamanna o Meremanna, era la divina del cielo e della terra. I sacerdoti del tempio di Apollo in Delfi si chiamavano Diereus, Darea, in sardo Regina de Sughelu. Nella Roma repubblicana si raccontava che la dea Cibele insieme ad Attis fossero giunti nella capitale il 4 aprile del 204 a.C., provenienti dalla Frigia, regione storica dell'Anatolia antica. Il suo tempio fu eretto nel Palatino sotto il nome di Magna Mater, dunque Mamamanna o Meremanna.
Conquistata l'Asia, i romani cercarono di accostare le loro origini ai miti anatolici per mostrare al mondo conosciuto un legame di sangue o una storia culturale comune. Ma la diva Cubele, Rea o Meremanna era altro. Perciò a Roma Rea o Rega fu associata alla dea Cibele, in latino Cubelis. Tale giunione regina è citata da Orazio, 65-27 a.C., nel suo Carmina, quando egli canta «O Venus regina, cnidi paffique», «O Venere regina di Cnido e Paffo». Racconta Livio che 27 fanciulle romane, in lunghe vesti, passarono per il foro, poi per il Vicottusto e il Velabro, da lì per il foro Boario e poi su per il Clivio Publicio, fino al tempio di Giunone regina. Le ragazze cantavano l'inno a Giunone regina, inno che, specifica lo scrittore, oggi appare rozzo e grossolano. I simboli della Grande Madre sono, secondo Agostino che cita Varrone, il cembalo e la torre. Con il cembalo viene significato l'orbe terreno, il cerchio della terra, con la torre la città. In Posada, una cittadina del litorale nord-orientale sardo, c'è una roccia chiamata Sarocca uve passava da Mamamanna, la rocca dove passava la Grande Madre. La leggenda narra che in quella roccia era stato scolpito un trono e tutti dicevano che lì si sedeva Mamamanna. Vicino al trono c'era un cerchio che era il segno della pintaredda o pinta del latte. È probabile invece che il cerchio fosse l'orbe della terra di cui parla Agostino e il sedile, il trono della regina madre. Nel territorio di Itiri primeggiano le domus degli Annas di Coronedas, a simboleggiare la corona turrita. Coronas era anche un paese della Sardegna medievale, posto in territorio di Laerro, mentre Corona è un diffuso cognome sardo. La regina del cielo è in questo modo citata nel libro di Geremia. I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare le focacce alla regina del cielo. Nella mitologia latina, la diva Rea aggiunse la posizione di Silvia con il conseguente scopo di deificare Romolo. La figlia di Numitore, Rea Silvia, fu eletta vestale per mantenere la verginità a vita. La donna però, violata, partorì 2 gemelli e indicò Marte quale padre dei piccoli, ma il potere non le crebbe. Rea Silvia, chiamata anche Ilia, per rimarcare la vicinanza dei Romani alle città di Ilio, Troia, partorì i 2 gemelli, Romolo e Remo. La sacerdotessa Rea Silvia fu quindi arrestata per infatuazione carnale e i figli condannati a morire sul Tevere. Il verbo require o requere si usa in Lugudoro e vuol dire rientrare dal lavoro. In latino tiene lo stesso significato con requere. Questa parola è composta da re, quere, nella forma più ampia da re, cubere, che ha perso anche il latino per sincope la B intervocalica. Ciò significa ritornare al cubo, al letto nel gergo militare. Inquilino è un termine con cui si indica colui che sta nel cuile, mentre il sardo aquilato traduce tra gli altri la voce accovacciato o appollaiato. Anche l'esquilino, da ex quilinus, rione di Roma, rimanda al piccolo cuile. Abrili torna Lucane a Cuili, aprile ritorna al cane al covile, recita un detto gallurese. Antoni malucotile, chi andas in tana, ausude crapacana, chi non ghira da cuile. Antonio malacervice, che vai cercando di nasconderti, come le capre canute che non amano tornare all'ovile, narra un poeta nuorese. Il Cuvila d'Orcio è il luogo dove si rintanano gli animali selvatici e conduce direttamente alla dea Cubele, la diva palatina della natura. In altre parole, la divinità di Cubele deve essarti il suo nome. Saludos.